Porta dei Borsari. Costruita in età romana sulla via Postumia, prese il suo nome nel periodo medievale per la presenza dei bursari, funzionari addetti alla riscossione delle tasse sulle merci. Il suo nome originario, però, era quello di Porta Iovia, dal vicino tempietto di Giove Lustrale. Eretta sul Decumano Massimo, asse portante dell'urbanistica veronese, poteva essere considerata l'ingresso principale della città, proprio perché punto di transito per i traffici interregionali che si svolgevano lungo la via Postumia. Testimonianza concreta del ruolo difensivo che Verona aveva assunto contro le invasioni, la Porta dei Borsari attualmente presenta solo la facciata in pietra bianca della Val Pantena, alta 13 metri e articolata in 3 piani. Il primo piano è costituito da 2 grandi fornici inseriti tra semicolonne corinzee che reggono timpani triangolari, mentre il secondo e il terzo piano sono ornati entrambi da una successione di 6 finestre, alcune delle quali inquadrate in un'elegante intelaiatura con pilastri scanalati. La vista all'interno permette all'occhio più attento di rilevare una fascia di 8 file di mattoni, da attribuirsi al collegamento con la preesistente porta di età repubblicana, a cui quella odierna, di età imperiale, venne a sovrapporsi. Molto curiosa è l'iscrizione riportata tra il fregio e l'architrave, in cui Verona viene chiamata Colonia Augusta Nova Gallieniana, frase incisa proprio per celebrare il conseguimento del rango di colonia con il rifacimento del nuovo sistema difensivo. Varcata la porta si può raggiungere Piazza delle Erbe attraverso Corso Portoni Borsari, una via pedonale che da qualche anno ha ritrovato nuovamente il suo fascino, con nuovi negozi di firme famose e che tra palazzi monumentali e medievali segue parallela la via turistica veronese per eccellenza, via Mazzini. La Porta dei Borsari non manifesta pretese di grandiosità, ma possiede un'ampiezza e una solennità sufficienti a comunicare all'occhio più attento quella dignità che costituisce da tanti secoli un fondamentale sfondo urbanistico per l'intera città.